Rieccoci insieme, stiamo parlando della possibile auspicabile candidatura a bene MAB UNESCO del Parco Colli Euganei, quindi biosfera antropizzata in certo qual modo. È importante quello che diceva lei, Vicepresidente, perché era un coinvolgimento delle attività imprenditoriali e produttive della cittadinanza, delle amministrazioni, ma anche fare sensibilizzazione, comunicazione, informazione, perché quello che lei ha detto è vero, cioè i cittadini per tantissimo tempo, ma tuttora, dell'area termale per esempio, di tutti i 15 comuni dell'area termale, non sono frequentatori delle terme, se non in piccolissima parte. È una cosa che stride. Perché se noi andiamo in qualche città, capitale europea, in qualche altro luogo, in giro per il mondo dove ci sono le terme, tutti le frequentano con grandissima assiduità. A parte il nostro territorio, le dico, le altre destinazioni termali vivono di turisti di prossimità. Noi l'abbiamo scoperto solamente in pandemia praticamente, esatto, che esisteva la prossimità. Infatti. Però su questo dovrebbe far riflettere, perché se io che vivo il territorio, per esempio delle terme, mettetevi nella situazione, so che ho un bene straordinario che fa bene alla mia salute e lo capisco perché lo posso toccare, lo posso fruire, so che ho un parco colli che è a portata di mano e lo capisco e ne faccio un patrimonio mio, ne ho più cura e mi faccio io stesso divulgatore e informo, faccio cultura e così diventa una serie. 15 comuni con, non so, una media di 8 abitanti, poi alcuni sono piccolini, altri sono ben più estesi, a Montegrotto sono realtà importanti, ma anche a Estermo Selice sarebbe importante, però lì sta anche il gioco vostro di imprenditori delle terme, per cui essere invece che chiusi, perché andava sempre bene avere il turista tedesco per 15 giorni anziché il russo che portava con il contante che stava là e arricchiva, adesso bisognerebbe dire ma forse anche il territorio mi dà qualcosa e quindi ti rendo partecipe di questo percorso di consapevolezza e di cura anche. È una credo che uno dei valori una... più interessanti di cui parlava la dottoressa era proprio questo aspetto dello sharing, del condividere e per quanto ci riguarda poi, visto che abbiamo a che fare con persone che vengono da fuori e dunque non sono tenute a conoscere tutto del nostro territorio, anche informare. Da questo punto di vista, riflettendo sui temi di cui stiamo parlando oggi, già mi stavo chiedendo che tipo di percorsi poter realizzare per formare, per informare, perché nei nostri alberghi il cliente arriva molto spesso affamato di informazioni, di opportunità da poter sfruttare durante il lungo o breve soggiorno che fa, ma molto spesso non è detto che gli operatori siano a conoscenza di tutte queste opportunità o dei modi per sfruttarle o anche banalmente poterle organizzare a seconda di quelli che sono i gusti personali del cliente. Mi rendo conto che questa parte purtroppo, probabilmente anche per, ripeto, quel trascorso di autosufficienza di cui parlavamo prima, meriterebbe di essere sviluppata molto di più. Cosa ne pensa, consigliera, di questo? Visto che lei vive il territorio della provincia, no? Anche, sì, lo conosce questo bene. È vero che noi facciamo fatica a trasmettere quello che noi siamo e quello che facciamo in genere in tutta la regione. Ma lei si sente coinvolta a sentire tutto? Lei è consigliera regionale, vive in provincia di Padova, è coinvolta per esempio nel frequentare il Parco Colli, nell'andare alle terme, a farsi le cure periodiche? Allora, io personalmente no, però vado sui colli per fare le passeggiate, per passare una domenica, piuttosto che... Sì, però le terme no, per esempio. Per la cena e il pranzo, sì, le terme magari no, faccio un po' più fatica. Ci sono persone, però ho sentito gruppi di persone, organizzati anche dai comuni, che adesso cominciano gli anziani a fare... che li portano, che cominciano a fare i soggiorni termali. Perché bisognerebbe che tutto il territorio fosse coinvolto sia nella realtà, se non solo dell'agriturismo dei colli, che ci sta assolutamente, ma proprio del dire questo è un luogo bellissimo, posso andare a fare le escursioni, una boccata d'aria, un polmone, anziché andare da un'altra parte, ma le terme stesse, visto che comunque non c'è un flusso costante, magari io dico degli accessi privilegiati durante la settimana. Ma guardi, banalmente anche sarebbe straordinario poter... penso anche partendo dal mondo delle scuole, perché tutti noi poi ci ricordiamo anche quando gli anni passano delle esperienze che avevamo fatto con la scuola, le gite e quant'altro. Sarebbe per esempio molto bello
ci vogliono risorse, tempo, persone per mettere in piedi questi percorsi, però sarebbe straordinario poter raccontare la nostra realtà anche banalmente alle persone, ai ragazzi, cominciare quantomeno dai ragazzi, e poi evidentemente le iniziative come quella di cui parlava il consigliere regionale per gli anziani, tra l'altro è stata un'attività che ho avuto il piacere di poter coordinare all'inizio e che poi ha vissuto di vita propria, ed è qualcosa che anche aiuta, come dicevo, a portare vicino alla nostra realtà, alle nostre terme, diciamo così, un settore, un segmento di cliente che, ripeto, non faceva parte della nostra storia. Assolutamente. Questo potrebbe, architetto, aiutare tutto all'inizio, quindi se ci fosse un grande proselito a livello anche di partecipazione questa candidatura, quindi contribuire. Ma dicevamo all'inizio che questo è... La candidatura MAB UNESCO è uno strumento di crescita delle comunità, per cui è proprio lo strumento attraverso cui... Questo si potrebbe poi andare a realizzare. Esattamente, attraverso cui lavorare insieme alle scuole, attraverso cui lavorare insieme agli operatori economici, alle associazioni ambientaliste, per andare tutti verso uno stesso obiettivo, che attraverso l'appartenenza alla rete UNESCO potrebbe avere strumenti per essere più incisivo e potrebbe avere anche dei partner da cui avere suggestioni di altre progettualità che possono essere replicate, innovate nel nostro territorio, e davvero avere una marcia in più per arrivare a quell'obiettivo di sviluppo sostenibile che parte dal parco, non a caso è ente coordinatore di questa candidatura, ma che non è così efficace, incisivo, se non coinvolge anche tutte queste altre realtà. Ma questo ci spiega un attimo, patrimonio UNESCO come World Heritage anziché come biosfera, eccetera, e ce ne sono tantissimi per fortuna in giro per il mondo di beni del patrimonio dell'UNESCO. È soltanto una stigmatizzazione per dare una valorizzazione turistica attrattiva, e quindi quello che ne comporta, che non è poco conto, o l'UNESCO può intervenire a proteggere certi beni, possono avere delle tutele particolari, delle situazioni, cioè, ci spieghi dietro le quinte? Spieghi ai nostri telespettatori. Certo, forse non è né l'uno né l'altro, nel senso che, ritornando al fatto che quando una persona da fuori ti aiuta a capire il vero valore di quello che hai davanti, tu riesci a capirlo meglio, a prendertene meglio cura, ad esserne anche più consapevole, no? Quindi tu assumi una responsabilità nei confronti di quello che hai. È esattamente questo. L'UNESCO forse, rispetto anche alla poca consapevolezza che si ha di quello che si ha davanti agli occhi tutto il giorno, ci aiuta ad accorgercene. Riconosce, infatti è un riconoscimento, riconosce delle caratteristiche peculiari molto interessanti e aiuta a ottimizzarne il valore, quindi a valorizzarle proprio in ottica di sviluppo sostenibile. Quindi ecco, l'UNESCO, come dicevamo all'inizio, lavora con tantissimi programmi, sì, il World Heritage è uno, ci sono le città creative, ci sono i geoparchi, quindi ogni programma ha, diciamo, i suoi strumenti con cui guidare verso lo sviluppo sostenibile. Il MAB, secondo me, in un territorio antropizzato come quello dei Colli Euganei è esattamente quello che serve, perché appunto ti mette in relazione con altre aree, parlavamo di Nockberg ma anche il Delta del Po, che hanno sposato la stessa sfida, cioè di far convivere. Quindi è in divenire, è qualcosa che è in divenire. Assolutamente, le riserve della biosfera sono laboratori di innovazione, in cui UNESCO mette a disposizione strumenti per arrivare all'obiettivo di sviluppo sostenibile in relazione con le università, in relazione con altre aree, in modo però più incisivo rispetto a quello che si potrebbe fare da soli. Si ha una massa critica diversa. Ecco, forse io l'UNESCO lo vedrei più proprio per il fatto che si ha una massa critica diversa, non una comunicazione. Diciamo, la comunicazione è un aspetto sicuramente. Certo. E quindi la Regione a questo punto che ruolo viene ad avere? Quando si trova nell'ambito della Regione Veneto, visto che voi poi decidete i provvedimenti normativi, vari stanziamenti anche di bilancio eventuali, un altro bene, un MAB UNESCO di questo tipo, cosa comporterebbe? Degli stanziamenti anche?
Beh, probabile anche degli stanziamenti, comunque fa parte di un elenco all'interno della Regione Veneto che potrebbe essere portato anche al di fuori, quando si fanno per esempio le fiere all'estero del turismo veneto, potrebbe essere comunque un qualcosa da portare come diciamo un bene in più. Un biglietto da visita in più, insomma, che non è cosa di poco conto. Un biglietto da visita, sì, sicuramente. Vicepresidente, avete intrapreso una strada che è una bella sfida. Sì. Allora, e per quanto riguarda la flora, la fauna presente? Io posso tornare su due aspetti che avete toccato prima, che sono estremamente importanti. Bisogna creare consapevolezza e su questo ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando tantissimo con i ragazzi, con le scuole, anche col diario che abbiamo distribuito quest'anno. I bambini sono particolarmente sensibili sulla cosa. I bambini ci chiamano, ci chiedono di attivare norme nel rispetto di questo ambiente che è unico e fondamentale. Vi chiedono di attivare? Sì, norme nel rispetto. Addirittura caspita. Sì, direttori scolastici che ti chiedono di attivarci. Quello che mi era sfuggito, che colgo oggi, una cosa similare sarebbe bello veramente farlo negli alberghi, perché manca questa conoscenza con i ragazzi. Sì. Quindi creare un percorso parallelo sarebbe estremamente utile. Con le terme. Utile. Emerso oggi quello che era emerso in tanti altri tavoli, cioè che è una possibilità di crescere all'interno dell'economia del territorio con quel turismo di prossimità che finora l'altro giorno è stato trascurato. Creando MAB proviamo a creare un soggiorno, diciamo così, più prolungato, perché la gente va a visitare i nostri colli. Sì. Anziché fare andate e ritorno Venezia. Ma non solo, come diceva lei, è un'economia di scala, nel senso che vai a vedere gli agriturismi, vai a vedere il vino tipico, vai a vedere i prodotti tipici, perché vedo già che alcuni alberghi lo fanno. Poi ci sono anche le ville, i castelli. L'altra cosa, ville stupende che abbiamo. E i musei. Infatti. Ad esempio l'altro giorno ci siamo trovati a c'era stato un weekend con le ville aperte. Sì, no? Difatti abbiamo fatto una riunione venerdì con la provincia Villa Beatrice d'Este, cioè tenerla chiusa, bisogna riaprirla. Abbiamo questo percorso di ville che veramente è stupendo. Noi abbiamo sicuramente bisogno di combattere con i contenuti il trend che nel mercato è quello di questo abbreviarsi, di questo turismo mordi e fuggi molto, molto rapido che consuma molto e gode poco. E probabilmente, diciamo così, abituare l'ospite con contenuti a fermarsi più a lungo, a godere di più del territorio e dunque a fare bravissima, esattamente, perché emozioni. Poi alla fine l'esperienza turistica è questo. Okay. Infatti secondo me proprio il discorso di questo complesso di offerta che può essere dato ti consente di vivere anche emozioni, emozionarsi, però lì deve essere tutta la cittadinanza che rende partecipe di questo, che ne ha la consapevolezza, e allora lì bisogna fare tutto un percorso di coinvolgimento e ti trasmette questa enfasi, questa situazione, perché altrimenti non c'è, cioè uno va alle terme perché vuole andare alle terme, deve curarsi, fa quei 2 weekend e poi va via, perché insomma poi anche magari il budget si riduce sempre di più, per cui mordi e fuggi e via. Però se io vivo un'esperienza naturalistica, ambientale, di coinvolgimento di beni, le ville come diceva lei, anziché il castello abbiamo il Cataio per fare un esempio, ma poi ce ne sono delle città murate, abbiamo realtà storiche fantastiche come Este per esempio, con il museo, cioè da tutta una serie di situazioni che però chi è che te le trasmette? Forse voi siete un cardine importantissimo, perché voi siete il punto di arrivo. Perché sì, cioè lì dovrebbe però essere... le dico, dottoressa, da imprenditore, è diventato per noi insostenibile gestire tutto il peso dell'esperienza. Noi abbiamo bisogno dell'esterno. Sì, ma infatti assolutamente. L'esperienza, il ricordo positivo, la recensione. Ricordo sempre che quando l'ospite recensisce un albergo, in realtà non sta recensendo l'albergo, sta recensendo la sua esperienza di vacanza, che è fatta da un interno che sicuramente deve riqualificarsi, deve essere all'altezza dell'attesa, ma è fatto di un'esperienza esterna che influisce in modo decisivo sull'esperienza complessiva della vacanza, che poi l'ospite recensisce, che poi l'ospite racconta quando torna a casa, generando ulteriore movimento turistico.
E poi l'aspetto enogastronomico, che non da ultimo, che quello fa parte di tutto il pacchetto, che è molto apprezzato. Allora, ci riproponiamo di rivederci, di ritornare a parlarne, perché questo è il modo per fare informazione, cultura e tutto, per cui vedremo i nuovi step che ci saranno. Intanto so che voi avrete anche degli incontri pubblici, se non erro, vero? Che verranno fatti sul territorio. Quindi dobbiamo lasciarci. Io vi ringrazio, quindi abbiamo parlato della candidatura dei Colli Euganei a riserva della biosfera secondo il programma MAB UNESCO, una cosa molto importante. Allora, ringrazio i nostri ospiti, vi lascio andare, voi cari telespettatori, buon proseguimento, ma rivedete anche questo aspetto di questa intervista che è molto interessante nel nostro sito internet.